Di entrambi è sconosciuta la data di nascita. Gentile si involò nel 1427, mentre Jan, ne vediamo il ritratto, morì nel 1441 e la Madonna della Fontana è tra le sue ultime opere. Questi visse in Borgogna, dipingendo pale d'altare e politici di grandi dimensioni. Gentile aveva in Fabriano la sua casa, operò per lo più nel nord Italia. Lì accomuna un talento benedetto e l'aver annunciato l'arte rinascimentale. Ci soffermiamo su due loro opere. Iniziamo con l'Adorazione dei Magi, realizzata da Gentile intorno al 1423. Una natività con Adorazione dei Magi, nota come Pala Strozzi, che furono i committenti. Li vediamo il padre Palla e il figlio Lorenzo alle spalle del re Magio in piedi. Noi riteniamo che la figura di profilo alla sinistra di questo sia il ritratto del pittore. Di primo impatto ci viene da dubitare che Gentile soffrisse d'un horror vacui, residuo della pittura a Firenze già superata da Masaccio. Tuttavia le tre lunette, colme di personaggi, alte su orizzonti degradanti, narrano il lungo viaggio dei re guidati dalla stella che s'arresterà sopra la grotta illuminando le stoffe preziose e i doni custoditi in sofisticate orificerie, ed alcuni oggetti sono addirittura in rilievo, come l'elsa della spada retta dallo scudiero. Un impasto di gesso e colla, steso con il pennello, la cosiddetta pastiglia. Il copricapo di Lorenzo fu realizzato in lamina d'argenti finemente lavorati, ora se ne vede traccia. Baldassarre, quello in piedi, indossa una lorica da parata con collare e corsetto finemente tratteggiato con archi e foglie che un tempo erano d'oro. La composizione ha per fulcro la vasca da beveraggio. A destra si sale verso i devoti, a sinistra sino a Giuseppe, per poi calare verso le levatrici. La prima ha sul capo una doppia treccia trattenuta da un nastro nero. Non meno interessante è la seconda, la cui veste rossa appare sotto il manto blu ed è punteggiata d'oro. Di Jan van Eyck proponiamo la Madonna del cancelliere Nicolas Rodin, dipinto nel 1434. Il cancelliere fu tra i più importanti committenti dell'artista. In un interno scandito da colonne con capitelli, in particolare quelli a sinistra, scolpiti con scene bibliche, che paiono rilievi sulla tela, Rodin, in preghiera, indossa un manto di velluto broccato, tutto sfavillante grazie ad una luce che, stranamente, proviene dall'interno. Prova ne è che le ombre fuori dalla stanza si proiettano verso di noi. Una stella probabilmente lo ha condotto davanti a Gesù. Sulla testa di Maria un angelo sta per porre una corona argentata finemente lavorata. Il fulcro corrisponde alla linea centrale del pavimento piastrellato in una prospettiva stranamente ascendente. A destra l'occhio sale verso Rodin, che inginocchiato è alla stessa altezza di Maria seduta. Un gran privilegio. A destra si sale verso la corona. Il loggiato si apre su uno sfondo aperto e qui finiscono le affinità con Gentile. Un paesaggio sorprendente, un fiume navigabile, almeno sino al ponte dalle arcate troppo strette, e si intravedono due borghi contrapposti e sullo sfondo montagne innevate. Un decennio separa le due opere, realizzate a miglia e miglia di distanza.
La precisione, la luce e i suoi riflessi li avvicinano. L'ariosità e la forza cromatica dell'olio fiammingo li distinguono.